Responsabili di reati sessuali contro minori. Per un 47enne trevigiano già condannato per violenza sessuale e corruzione di minorenni e attualmente coinvolto in altri 2 procedimenti penali è scattata la sorveglianza speciale. Reati odiosissimi che proprio per questo devono essere attentamente monitorati e attaccati anche con le misure di prevenzione. La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione molto efficace perché limita anche la libertà personale. L'uomo non solo è imputato di reati di prostituzione e pornografia minorile, ma anche indagato per il possesso di oltre 6.000 file con contenuti di natura pedopornografica. Le indagini della polizia postale avevano individuato il 47enne in un gruppo Viber al quale partecipavano circa un centinaio di persone, una piattaforma nella quale si scambiavano materiale pedopornografico. Per l'uomo è scattata la perquisizione a casa, sequestrati 2 hard disk con migliaia di file di natura pedopornografica e 2 smartphone, uno dei quali utilizzato dal 47enne per scambiare materiale pedopornografico tramite alcune chat di Telegram. Minorenni adescati online. Il 47enne è stato arrestato dalla polizia e sottoposto agli arresti domiciliari. Una misura decisa questa, spiega il questore, per limitare la pericolosità sociale di questo soggetto. Prescrizioni della sorveglianza speciale gli impongono anche di evitare l'uso di quei sistemi online che gli permettono di avere ampio potere su queste fattispecie di reato. L'uomo non solo ha l'obbligo di presentarsi presso la questura di Treviso con frequenza trisettimanale, ma anche di permanenza notturna nella propria abitazione. Non solo, ma ha il divieto di utilizzare smartphone o altri dispositivi che consentano comunicazione dati e il divieto di utilizzare piattaforme e servizi informatici che non abbiano a esclusivo oggetto prodotti musicali o di mera informazione. La violazione delle prescrizioni imposte è sanzionata con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno.